Sacrosanta vittoria dell'Acregas che vince meritatamente il confronto diretto con il Don Carlo Misilmeri, sceso all'Esseneto con una formazione arrembante e pronto a dare filo da torcere. Ma a scompaginare i piani prestabiliti del tecnico Utro ci ha pensato il tecnico di casa Nicolò Terranova, che ha risposto con una strategia perfetta in ogni reparto. Il coach ospite infatti sacrifica il portiere Zummo per dare spazio all'under marino e guadagnare un senior d'attacco per dare maggiore esperienza e penetrabilità. Pronta la risposta di Nicolò Terranova, che a sorpresa manda in campo facendoli esordire i nuovi arrivati Brunetti ed El Jacoubi. I due si sono subito integrati perfettamente nello scacchiere biancazzurro, meritando alla fine gli applausi del folto pubblico biancazzurro. In un campo infame, pesante per le piogge cadute in settimana e scivoloso al massimo, le due squadre sin dai primi minuti hanno iniziato a farsi battaglia, troppo evanescente la squadra ospite, mentre è stato molto più concreto l'Acregas, che ha creato diverse occasioni per passare in vantaggio. Al quarto minuto Garufo con un tiro forte e teso sfiora il palo del giovane Marino, mentre al 14° Semensin lanciato in rete viene anticipato dallo stesso portiere in uscita. Il Don Carlo Misilmeri è così costretto a cambiare i propri piani, arretrando il proprio baricentro. Semensin, una vera spina al fianco, con le consuete e sgroppate veloci, mette in apprensione la difesa ospite e al 31° sfiora la rete con una rovesciata acrobatica. È il preludio al vantaggio acregantino. Corre il 37°, da centrocampo fuga dell'argentino che semina un po' di avversari. Si presenta tu per tu con il portiere Marino che, incerto nell'uscita, viene scavalcato con un pallonetto. Una rete molto bella di Semensin per preparazione ed esecuzione che stordisce l'impreparata retroguardia ospite. Sino alla fine del primo tempo non si registra alcun tiro in porta del Misilmeri. Nel secondo si attende una reazione misilmerese, ma un fiacco tiro di Concialdi non preoccupa il portiere Elesai. La gara si fa dura, piovono i gialli per entrambe le squadre, ma è sempre l'Acregas a farsi pericoloso con Pavisic ed il nuovo entrato Vitelli. Proprio grazie a quest'ultimo la compagine biancazzurra guadagna un evidente penalty. Scambio veloce Baio-Vitelli con quest'ultimo che fila dritto verso la porta palermitana. Un difensore lo affronta mandando la gamba in aria. Sul dischetto si presenta Desiderio Garufo, è il 90° ed è la trasformazione del tiro dagli 11 metri. Si tratta del gol della settimana. Dopo 6 minuti di recupero tutti a festeggiare sotto la curva sud. L'Acregas si riprende la vetta e mercoledì 14 dicembre replica ancora all'Esseneto con il ritorno di Coppa Italia. Nella gara di andata giocata a Misilmeri, la compagine acregantina si era imposta con un gol di Garufo. Basterebbe non perdere per andare avanti ed ora spazio alle interviste. Mister, sono arrivati 3 punti importantissimi grazie anche ad una bellissima prestazione contro il Misilmeri, vittoria strameritata per l'Acregas. Sì, è meritata nei numeri, nella sostanza, è meritata come atteggiamento, meritata come dominio della partita. Soprattutto nel primo tempo non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta da parte degli avversari che sono forti. Ripeto, dico sempre le stesse cose, questa è una squadra che ha puntato sul collettivo della passata stagione, dove allo stesso collettivo già forte ha aggiunto gente come Balestreri, come Lonigro, come Matera. Quindi parliamo di una squadra che è venuta qui ad Agrigento e ha tirato solo 3 volte in porta, non nello specchio, quindi grande merito ai miei ragazzi, che credo in questa settimana abbiano subito delle critiche un po' eccessive. I ragazzi devono essere lasciati in pace. Se dobbiamo criticare qualcuno, l'unico responsabile sono io. Sono abituato a camminare con la valigia sempre pronta, quindi ho sentito troppe cose questa settimana. Quindi noi almeno io, quando ho deciso di fare l'allenatore, sapevo quale rischio correvo. Quindi cerchiamo di crescere come ambiente,
capisco che questa è una piazza importante, capisco che c'è tanta attesa attorno a quest'Akragas, però vi garantisco che questa è una grande famiglia. Analizziamo la partita, un'Akragas tatticamente perfetta, non ha concesso nulla al fortissimo Misilmeri. Parliamo di numeri, non abbiamo concesso nemmeno un calcio d'angolo e questo la dice tanto. È una squadra che nel primo tempo ha superato poche volte la metà campo, parlo del Misilmeri. È una squadra che è stata affrontata nel loro punto forte, cioè in mezzo al campo, contro un sistema di gioco molto chiuso. Siamo andati dentro, l'abbiamo portato dentro, abbiamo cercato di recuperare il più pallone possibile, ne abbiamo recuperato forse 13. Facciamo parlare i numeri, questa è una vittoria meritata, strameritata, una vittoria che ci consente di preparare quest'altra battaglia di mercoledì alla perfezione. Mister, che partita è stata? La vittoria dell'Akragas è meritata? Ma sapevamo che era una partita dura, uno scontro diretto contro una squadra che è stata tutto il giro d'andata prima e quindi sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Abbiamo fatto un primo tempo stringendo i denti, ci sono anche gli avversari, però i miei hanno tenuto botta e abbiamo preso gol al 41esimo se non sbaglio. Poi nel secondo tempo, per i primi 27 minuti, penso che l'Akragas non ha mai tirato in porta nel secondo tempo. Per i primi 27 minuti noi abbiamo tenuto il pallino del gioco, abbiamo fatto secondo me un grandissimo secondo tempo, poi mancavano 10 minuti, al 37esimo ci siamo messi all'arrembaggio e quindi sono saltati tutti gli schemi, tutte le idee, ormai si era alla ricerca dell'episodio che non c'è stato e poi loro hanno raddoppiato su un fallo laterale che poi è diventato un rigore. Quindi dico che la partita ci aspettavamo una partita dura, combattuta, non ci aspettavamo una partita di venire qua e venire a dominare il campo, perché di fronte avevamo una grande squadra, noi siamo una grande squadra e quindi alla fine il dettaglio del primo tempo ha fatto sì che la partita è scivolata in una certa maniera. Noi abbiamo tenuto botta fino al 41esimo, magari se finiva il primo tempo 0-0, nonostante l'Akragas aveva fatto un buon primo tempo, noi abbiamo fatto un buon secondo tempo, l'Akragas ha tenuto botta, non abbiamo avuto noi il dettaglio per pareggiare e la partita è finita così.